Certo, è fatto... scusa, Sì, la Coppa del Mondo è tutta oro. sì, tutto ad oro. Pensa E che a voi non, al- e a voi non vanno dato a testa una piccola Coppa del magari, Mondo? allora ti spiego che praticamente la Coppa del Mondo, quella che vedete in televisione, quando le squadre vincono, è Sì? quella reale. Nel campo i giocatori si fanno la foto, i giocatori esultano, bla 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 bla. Una volta che entrano negli spogliatoi, arrivano i ragazzi della FIFA con la Securitas e la valigetta, mettono la coppa dentro, te ne danno un'altra e ti dicono è stato un piacere, ciao. Scusa, quella che avevate a Roma quando siete arrivati il giorno dopo sul Era una pullman, coppia, era una è la coppia, coppia. era una coppia. E pensa che quella copia lì noi la rompemmo appena arrivammo, si ruppe appena arrivammo in Italia. È come è che attacca dell'Ip dell'attack. E ti dico, allora tu sai che la Coppa del Mondo, questa è una cosa, è fighissima sta cosa. Chi non è campione del mondo la può prendere la può alzare solo con i guanti bianchi. Ma veramente? Certo, nessuno può toccare la Coppa del Mondo, solo chi è campione del mondo. E io quando andai in Sudafrica, praticamente andai a consegnare la Coppa alle due squadre, l'Olanda e la Spagna, no? Andai in mezzo al campo, mi feci il giro e quando arrivò la Coppa, io la presi in mano e uno della FIFA mi disse no, ferma, che stai facendo? Mi disse, che c'è? Devi mettere i guanti. Mi disse un altro, disse no, lui è l'unico forse che la può toccare senza guanti. Ma quindi devi averla vinta nella tua carriera, diciamo. Devi averla vinta nella tua carriera, perché sennò devi Quindi mettere i guanti. A Zaccardo gliel'hanno fatto toccare. Pure a Barone senza guanti. Barone sta ancora là che sta aspettando a entrare. Al posto giusto nel momento giusto, la vita è fatta di culo, fratello caro. Voi a giocare là e stiamo Simone Barone in banchiere che si sfregava le mani, Zaccardo dice mamma, meno male.